per il quarto anno promuoviamo questo evento all'Hotel Clima, è un hotel molto particolare di Milano, molto avanzato tecnologicamente. Poi diciamo anche per accontentare un po' i nostri circoli abbiamo un minimo di orgoglio proprio ciascuno per la sua struttura. L'Hotel Clima, l'Hotel Milano, poi l'abbiamo fatto per 2 anni a Magenta, patria o sede dell'altro circolo di Magenta, e adesso quest'anno, visto che Cagliari è un'area territoriale molto importante, abbiamo deciso di ripeterlo ancora a Milano, questo Hotel Clima. Portare avanti questo progetto è molto importante perché consente, noi che viviamo ormai da tantissimi anni, io sono 62 anni che vivo qui, però è il mio interesse per i miei soci, che sono oltre 1300 soci ogni anno, portarli sul nostro mondo alla quale noi teniamo parecchio, quindi il fatto che ci sia una certa rispondenza da parte loro per me è molto importante e mi aiuta anche a superare molti ostacoli che possiamo incontrare lungo questo percorso che, come dicevi, dura 4 anni, ma per la quale non abbiamo nessun pentimento delle fatiche che ci è costato. Cagliari è già nel futuro perché è una città che oltre alla sua storia, oltre ad essere la capitale amministrativa, politica della Sardegna, è anche una capitale economica e culturale, già oggi, e quindi Cagliari è importantissima. Il turismo è diventato il primo punto di riferimento per l'economia della Sardegna. Siamo ancora lontani da alcune regioni sviluppate turisticamente d'Italia, siamo solo all'8% del PIL, può diventare il 10, può diventare il 12, è già oggi capitale turistica della Sardegna. Cagliari è la città che ha il maggior numero di strutture turistiche, Cagliari è la città che ha il maggior numero di arrivi, Cagliari è la città che ha il maggior numero di arrivi per via aerea, Cagliari è diventata meta delle crociere come grande porto del Mediterraneo, quindi Cagliari da questo punto di vista è già oggi nel futuro, diciamo, segna una parte del futuro della Sardegna. Noi ci ha sorpreso un po', devo dire anche favorevolmente perché si parla di futuro e abbiamo trovato in Cagliari una realtà che realmente guarda al futuro, l'ho riscontrato e l'abbiamo riscontrato noi che siamo andati a Cagliari, soprattutto nell'Università di Cagliari, che sono emerse proposte di collaborazione e questo per noi è positivo, è uno dei nostri obiettivi e questo diciamo, ci ripaga di tutto l'impegno che stiamo mettendo. Venire a Cagliari è un'esperienza formante per qualunque persona che non la conosca, per chi non la conosca. A Cagliari si scopre la Sardegna, si scoprono le diverse culture che hanno caratterizzato questo territorio, si scoprono le civiltà che si sono sviluppate e che sono passate da Cagliari prima che in altri territori della Sardegna. Quindi è senz'altro un'esperienza formativa non solo dal punto di vista della bellezza, ma anche dal punto di vista della conoscenza. L'invito che mi è stato fatto in questa giornata bellissima legata alla città metropolitana di Cagliari, un luogo che io purtroppo non conosco ancora, ma che avendo un circolo come quello Grazia Deledda di Magenta, ma anche questa manifestazione porta sicuramente ad avere un interesse verso il turismo, verso il conoscere, e quindi anche per una persona che non ha vissuto e non sa esattamente di che cosa sta parlando, l'interesse è vivo. Quindi sicuramente io lo prenderò come uno sprone per venire a Cagliari, per visitare la parte sud della Sardegna e sicuramente prendere e portare a casa un qualcosina che ogni tanto e sempre il Circolo Grazia Deledda mi trasmette e i sardi sanno trasmettermi ogni volta. Cagliari è una eccellente destinazione turistica, ma soprattutto per la sua enogastronomia, che rappresenta
una cultura millenaria che si è stratificata con le diverse civiltà, anzi ultramillenaria, perché abbiamo tracce appunto fin dall'età nuragica, poi quella romana, fenicia, che si sono, diciamo, accavallate, hanno generato, diciamo, una ricchezza gastronomica. Oggi Cagliari è una ricchezza a sua volta di un gran numero di ristoranti, rappresenta il 25% dell'offerta gastronomica in tutta la Sardegna e quindi vuol dire che è una meta frequentatissima, soprattutto il fine settimana, con grande gioia di noi cagliaritani, perché evidentemente c'è da fare, c'è tanto divertimento, ma c'è anche tanta enogastronomia. Quindi Cagliari non è più, peccato, un luogo di produzione, ma è un luogo di consumo delle tante produzioni che gravitano intorno alla città metropolitana, che sono veramente eccellenti, ma un po' per tutte le eccellenze gastronomiche di tutta quanta la Sardegna. La cucina nasce proprio a casa, dove mia madre, non una grande cuoca, se mi sente mi ammazza, però pochi piatti ma fatti che restavano nel cuore, diciamo. Poi pian piano io continuo parallelamente gli studi, ma l'amore verso la cucina alla fine prende il sopravvento e dopo varie esperienze di formazione in giro per i locali, soprattutto nella mia amata Cagliari, visto che non sono mai riuscito a partire via, ho aperto con 4 carissimi amici il mio locale, Impasto. Si trova alla Marina, centro storico di Cagliari. Abbiamo aperto a fine 2018, questo è il 6° anno, un matrimonio sia con i miei soci sia con i nostri clienti e amici che comunque va avanti a gonfie vele. I punti di forza della mia cucina si ritrovano sicuramente nella stagionalità, nella territorialità. Impasto è un format molto legato al mondo italiano, però strizza un occhio importante al territorio e lo valorizza stando attenta a citare spesso e volentieri i luoghi d'origine dei prodotti che poi utilizziamo nei nostri piatti. Cagliari, oltre ad essere il capoluogo di regione della nostra Sardegna, sia un punto di collegamento non indifferente, soprattutto per quanto riguarda il nostro mondo dell'immigrazione, ma soprattutto per quanto riguarda la Lombardia. Per questo siamo orgogliosi di presentare tutti i prodotti che verranno presentati oggi in questa manifestazione, grazie al Circolo di Milano, di Magenta e di Cesano Boscone, ma soprattutto anche perché con queste iniziative potremmo andare ad esplorare nuovi territori, nuovi produttori che potranno far parte del nostro mondo, sia dalla nostra piattaforma Sardatellus, di proprietà della Federazione dei Circoli dei Sardi, ha sede qua in Lombardia, esattamente a Peschiera Borromeo. Ed è una piattaforma appunto che ha l'obiettivo, lo scopo, sia a livello di federazione ma soprattutto di neoemigrati, di fare una serie di promuovere a livello gastronomico, agroalimentare tutto quanto il territorio della Sardegna. Casteddu, la mia città, che mi fa proprio piacere nominare così, davvero esprime tutta la sua storia e la sua cultura nel trovare insieme piatti poveri, piatti ricchissimi che si stratificano anche fisicamente, dal quartiere della Marina, dalla bassa della Marina con i piatti della piccola pesca, del suviscia collettu che in realtà erano le fave, fino al pane bianco e dolci più elaborati che invece arrivavano a Casteddesusu, ovvero dai ranghi nobili e dalla curia e perché no anche da tutto il potere che hanno rappresentato nell'ordine i governanti pisani, soprattutto quelli spagnoli, i Savoia quando arrivarono, e oggi naturalmente è una gioia infinita perché Castello è tornata ad essere proprietà assoluta dei cagliaritani. I piatti della tradizione cagliaritana che ho deciso di portare e di anche rivedere in chiave un po' più moderna sono sia di mare che di terra, perché ricordiamoci che Cagliari non ha sempre avuto una tradizione marinara, ma è stato da sempre il luogo di scambio tra pastori e pescatori che arrivavano da fuori. Iniziamo con un mazzamurru, quindi pane raffermo condito con la salsa di pomodoro e pecorino. Lo terminiamo con l'uovo morbido,
piatto che ricorda un po' su Vanivrattau, quindi questa sorta di fusione tra Vanivrattau e mazzamurro. Il secondo piatto, il secondo antipasto è un mugina scabecciu, quindi qua proprio tradizione al 100%. Proseguiamo con due primi, uno di mare e uno di terra, la fregula fatta con scociulasa, le arselle tipiche dello stagno di Sant'Agilla, che abbiamo arricchito con un brodo fatto con i pesci del mare del Golfo di Cagliari. Proseguiamo con il malloredus alla campidanese, che non poteva mancare. Finiamo la parte salata con l'agnello, uovo e limone. Non potevo non metterlo perché questo è proprio il piatto che a casa per le feste non può mancare. Finiamo con una chicca dolce e in questo caso abbiamo portato un classicone, la pardula, che sarà proprio un piatto di dolci sardi da condivisione, sistemato lì al centro del tavolo da mangiare con le mani. Per questi piatti di stasera noi abbiamo dei vini, abbiamo scelto dei vini che sono equilibrati sia per quanto riguarda l'acidità, sia per quanto riguarda la tannicità, perché sono due elementi principali che sono quelli che o mettono a posto un piatto o lo rovinano. E il nostro palato deve ricevere i segnali giusti e dal piatto e da quello che si beve, perché soltanto allora il nostro palato ci dice che cosa stiamo facendo. Il rapporto con il Circolo dei Sardi e Magenta è sicuramente un rapporto che va e affonda le proprie radici ormai 50 anni fa. Una delle associazioni più strutturate all'interno del panorama magentino, che conta quasi 200 associazioni che ogni settembre crescono e fioriscono all'interno della nostra piazza, presentandosi una bellissima giornata delle associazioni dove il Circolo Grazia dell'Edda è sempre stato presente, ha sempre garantito la presenza e il fatto di rappresentare la Sardegna, un legame col territorio, un legame con la propria regione di origine, e che si è legato a Magenta e alla cittadinanza in una maniera veramente profonda. Il fatto di organizzare sempre eventi, di essere sempre presenti anche qualche settimana fa con una presentazione di un libro, un assaggio, un momento dedicato alla cultura, all'enogastronomia, comunque fanno sempre vivere il panorama magentino, che si compone di tante associazioni, ma dove appunto avere un'associazione che vanta più di 50 anni di attività è veramente una mosca bianca, ed è veramente un ringraziamento che noi facciamo sempre, e noi siamo grati di avere tale associazione sul territorio. Sicuramente il fatto di avere sempre un rimando verso delle radici profonde con la propria regione di origine ci permette anche di interessarci, di essere sempre sul pezzo e tentare di fare che cosa? Di portare anche i cittadini a visitare una regione italiana che merita assolutamente di essere vissuta, ma nelle proprie radici, non solo dalla parte puramente turistica. Io dico che bisogna arrivare al punto e alla noce della situazione, quindi lavorare su quelle che sono le radici di un territorio che è stato anche appunto capitale e fulcro, perché l'Unità d'Italia è partita dal famoso Regno di Sardegna, è passata da un ponte e quel ponte era Magenta nella seconda guerra d'indipendenza, e noi portiamo il nome di una forte battaglia che rappresenta l'unità nazionale, ma il Regno di Sardegna aveva proprio in sé il nome della Sardegna. Quindi questo è il legame che noi ci portiamo nel DNA come magentini, e ringraziamo sempre il Circolo dei Sardi per essere presenti e continuare l'attività sul territorio. Cagliari è un concentrato di storia quasi quanto nessun'altra città forse nel Mediterraneo, perché è fenicia, perché è punica, perché è romana, basta pensare all'anfiteatro, perché è pisana, perché è giudicale, il periodo giudicale della Sardegna, perché è spagnola, perché è pisana, perché poi diventa capitale del Regno d'Italia. Ricordiamo che Cagliari è stata capitale del Regno d'Italia nel momento in cui Savoia era in Sardegna. In Cagliari forse comincia a pesare un po' di più e a differenziarsi, perché l'offerta turistica della Sardegna oggi principalmente per oltre il 60% è mare. Se noi pensiamo alla nostra meravigliosa civiltà nuragica, un recente sondaggio nel 2023 dice che solo il 5%, quindi dei nostri beni culturali, storici, culturali, pesa sul turismo. Quindi già questo è
una prospettiva su cui lavorare, una prospettiva importantissima. Noi per esempio come Fasi stiamo dando un contributo su questo, perché siamo dentro l'associazione che promuove la civiltà nuragica come presso l'UNESCO. Siamo già quelli che promuovono insieme al Cagliari Club i giganti di Monteprama. Siamo quelli che fanno progetti specifici sulla civiltà nuragica. E quindi su questa strada bisogna continuare, perché è quello che possiamo dare noi come immigrati che la vediamo da fuori. Che cosa possiamo offrire? Dove lavoriamo a quelli che vogliono andare in Sardegna dal punto di vista culturale? Diciamo che Cagliari è sempre stata il centro propulsivo in qualche maniera della Sardegna e ha esercitato da sempre una sua specificità, nel senso che c'è sempre stata una sostanziale differenza tra Cagliari, il suo hinterland e le altre zone della Sardegna. Senz'altro questa specificità culturale emerge anche da un punto di vista strettamente linguistico, emerge anche nella diversità culturale che caratterizza sia la Cagliari romana, sia la Cagliari giudicale, che non era proprio Cagliari, ma Santa Igia, la capitale, e poi quando diventa capoluogo della regione, prima del Regno di Sardegna e poi capoluogo di regione. Quindi questa specificità emerge sempre anche, diciamo, nel rapporto, non voglio dire conflittuale, ma dialettico nei confronti del resto della Sardegna. Insomma, quindi i cagliaritani hanno un atteggiamento particolare nei confronti degli altri sardi, i sardi vedono con ammirazione, ma talvolta anche con qualche diffidenza questa capitale. Quindi insomma è una specificità che è interessante anche approfondire da un punto di vista antropologico e in tanti altri aspetti. Cagliari è una città che merita di essere visitata con tutto il suo territorio intorno e con le sue bellezze, i suoi monumenti, i suoi musei, il suo orto botanico, e che ha anche una grande spiaggia, cosa rarissima per una città avere la spiaggia al proprio interno, che d'estate merita di essere non solo visitata ma goduta per un paio di giorni. Il nostro scopo principale è quello di far conoscere la nostra isola, come si dice banalmente, oltre il mare e le spiagge, che indubbiamente sono un richiamo fortissimo, ma però noi teniamo anche a conoscere la Sardegna proprio nella sua struttura tradizionale, in questo caso anche la promozione di tipo imprenditoriale della Sardegna, di quello che può essere, diciamo, la massa, chiamiamola così, la massa produttiva della nostra isola, che va al di là di quella che è la vacanza semplice che il turista può fare. Voglio dare un suggerimento proprio da cagliaritano a tutti i nostri ospiti. Non mancate di visitare il mercato civico di San Benedetto. È il più grande mercato coperto d'Europa e la mattina, soprattutto nel piano basso che ospita i banchi del pesce, offre colori, sapori, urla, una civiltà anche rumorosa che però esprimono veramente questa enorme cultura. Vedere levare la pelle al gattuccio di mare, che poi diventerà la saporita burrida, quindi una tipicità unica proprio di Cagliari, è veramente uno spettacolo. Fatevi inondare dai sapori e dai colori della tanta ortofrutta, dei formaggi, dei pani ricchissimi fatti con il lievito madre e dei dolci spettacolari, perché veramente raggiungono delle finezze artistiche uniche. Quindi evviva i sapori di Cagliari!